Benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Tony Drago, il caporale siracusano morto in caserma a Roma 11 anni fa, non si è suicidato. La Corte europea dei diritti dell'uomo condanna l'Italia che ha archiviato il caso per non aver indagato correttamente. A Siracusa, bombe carta contro 2 negozi, cresce la paura delle estorsioni. Le associazioni anti-racket ai commercianti non pagate, denunciate subito. Termini Imerese faceva prostituire la compagna per 100 euro a patto di partecipare. Arrestato dai carabinieri, l'uomo approfittava della vulnerabilità psicologica della vittima. Bronzi di Riace o bronzi di Sicilia? A Siracusa 6 università riaffermano in uno studio che le statue sono state trovate per la prima volta a Brucoli. Facevano parte di un gruppo di sculture trafugate dai tombaroli. Catania, un biglietto per pregare Sant'Agata. È polemica in cattedrale nel primo giorno di Arte Ecclesia, un percorso turistico che punta a valorizzare il patrimonio religioso della città, la rabbia dei fedeli e la risposta degli organizzatori. Siracusa in festa per Santa Lucia, la patrona della città, in mattinata il pontificale, presieduto dal cardinale Reina. Nel primo pomeriggio, la lunga processione dal Duomo alla Borgata. E come sempre a tavola non possono mancare arancini e cuccia. Calcio, terza vittoria consecutiva per il Palermo che ieri sera nell'anticipo al Barbera ha sconfitto la Sampdoria per 1-0. Rosanero almeno per una notte, terzi in classifica. Serie C, il Catania capolista, domani alle 14:30 in campo a Potenza per consolidare il primato. Toscano dovrebbe schierare lo stesso 11 visto con il Crotone. Bentrovati, il giallo della morte di Tony Drago, il caporale siracusano trovato senza vita nel 2014 in una caserma di Roma. La Procura della Capitale ha archiviato il caso come suicidio, ma ora la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia, parlando di indagini inefficaci. E la madre del giovane non ha mai creduto al suicidio. Vediamo. Io voglio sapere la verità. La verità, quella vera. Cosa è successo a mio figlio? Parlava così Sara Intranuovo, la madre di Tony Drago, nella trasmissione di Rai 3 Chi l'ha visto. Era il 2017, 3 anni dopo la morte del figlio, il caporale siracusano ritrovato senza vita il 6 luglio 2014 nella caserma romana. Il militare, che all'epoca aveva 25 anni, si sarebbe gettato nella notte da una finestra della caserma. Il caso fu archiviato dalla Procura di Roma, che indagava come suicidio. Una tesi che non ha mai convinto i familiari. A distanza di 11 anni, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia per non aver indagato correttamente sulle cause della morte. C'è un passaggio della sentenza che è abbastanza paradigmatico di quello che è il pensiero della Corte europea dei diritti dell'uomo, perché a un certo punto la Corte dice sembra quasi che la Procura non volesse fare indagini, non volesse approfondire le cause della morte. Tanti i punti oscuri di questa morte. Ci sono tutta una serie di criticità riscontrate dai periti indipendenti nominati dal GIP che escludono la morte per suicidio. Si parla per esempio dell'enfisema polmonare, delle lacerazioni sulla schiena di Tony Drago, ma soprattutto delle gocce di sangue rinvenute sulla schiena, sulle gambe, sul corpo del povero ragazzo di Siracusa, che tendono ad escludere la morte per suicidio. L'unica ipotesi che sopravvive è la morte per omicidio, così come descritta dagli stessi periti nel corso dell'udienza davanti al GIP, e quindi se è stato un omicidio ed è stato un omicidio, quel delitto rimane ad oggi impunito. Sara Intranuovo, che da anni si batte per la morte del figlio, adesso torna a sperare di avere giustizia. A Siracusa 2 bombe carta contro altrettanti negozi esplose in 2 notti consecutive. Cresce la paura del racket delle estorsioni. Le associazioni contro il pizzo ai commercianti, mai pagare, denunciare subito. Francesco Aloi.
Negli ultimi giorni la criminalità siracusana sembra stia alzando il tiro. Prima la bomba carta contro una pasticceria, adesso davanti ad un bar. Tutto è accaduto di notte, zona Grotta Santa, in 2 giorni consecutivi. Forse qualcuno si era illuso che il pizzo non esistesse più a Siracusa, ma non noi, ecco, e temevamo questo accanimento. Era da un po' che in città non succedevano fatti del genere, ma se la prima bomba carta preoccupava, con la seconda è quasi allarme. Un chiaro messaggio intimidatorio verso chi ha un'attività. Il periodo è notorio, le indagini hanno dimostrato anche nei tempi passati che a Pasqua e a Natale c'è un'intensificazione da parte dei clan nei confronti degli imprenditori per la richiesta di pizzo. Da queste telecamere gli investigatori, polizia per il primo caso, carabinieri per il secondo, stanno cercando di dare un volto agli autori del gesto. I titolari dei locali avrebbero detto di non avere ricevuto richieste di denaro, ma capire che dietro a tutto ciò possa esserci il racket delle estorsioni non è poi così difficile. La denuncia è l'unico modo, e lo diciamo da anni e continuiamo a dirlo, per liberarci da queste imposizioni non dovute. Giovani arrestati a Palermo dalla polizia dopo un inseguimento. Uno aveva con sé una pistola con matricola brasa ed è stato bloccato in via Flavio Gioia dopo che si era sbarazzato di un pacchetto con 100 grammi di hashish. Gli altri 2 sono stati fermati, uno con la droga nascosta negli slip. Termini Imerese faceva prostituire la compagna per 100 euro a patto di partecipare pure lui. Arrestato dai carabinieri, l'uomo approfittava della vulnerabilità psicologica della donna. Marco Cullà. Faceva prostituire la sua compagna a patto che al sesso partecipasse anche lui, che guardasse semplicemente o fosse uno degli uomini a sottometterla, poco sarebbe cambiato. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile del reparto territoriale di Termini Imerese hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 57 anni accusato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Nel tariffario delle prestazioni dettagliato e divulgato attraverso annunci online specificava i costi per procacciare i clienti, fino a 100 euro per un incontro, anche a domicilio. Le indagini condotte dai militari sotto la direzione della procura hanno avuto inizio da una denuncia presentata da un vicino che aveva notato nell'abitazione dell'indagato un continuo viavai di uomini nell'arco di poche ore. Così da agosto a settembre scorsi gli investigatori hanno messo gli occhi sui comportamenti dell'uomo e sulla casa denunciata. Sono state le intercettazioni telefoniche a incastrare il 57enne. È da queste che emergerebbe che l'uomo, approfittando anche della vulnerabilità psicologica della sua convivente, avrebbe orchestrato una rete di incontri a sfondo sessuale, gestendo in modo sistematico la prostituzione. Palermo, l'albero di Natale va a fuoco e 2 donne soccorse dal 118 finiscono all'ospedale Buccheri La Ferla, intossicate dal fumo. È successo all'alba in un appartamento di via Messina Marine, probabilmente a causa di un cortocircuito. A Agrigento, dopo il crollo della pista ciclabile a San Leone, ora è a rischio anche il viale delle Dune e Mare Amico chiede un intervento immediato, massi ciclopici per frenare l'erosione e salvare la strada, in attesa del progetto di risanamento che è fermo alla Corte dei Conti. Davide Sardo. Il mare avanza, la terra cede e il tempo stringe. A San Leone, frazione balneare di Agrigento, il crollo della pista ciclabile. Ora è a rischio anche la strada. Un pericolo concreto sotto gli occhi di tutti. Mare Amico Agrigento chiede un intervento immediato. Non si può più aspettare. L'obiettivo è salvare almeno il viale delle Dune prima che sia troppo tardi. L'associazione ambientalista chiede al Comune e al Genio Civile di intervenire subito. Come? Con liste
l'installazione di massi ciclopici lungo la costa per frenare l'erosione marina e mettere in sicurezza la strada. Sono passati 30 anni e la situazione è rimasta sempre lo stesso, cioè interventi per cercare di salvare i salvabili, ma mai interventi strutturali. Sappiamo che la Regione Sicilia sta intervenendo, non vorremmo che arrivi in ritardo rispetto alle prossime mareggiate. Qualcuno si deve impegnare, il Genio Civile, il Comune di Agrigento, magari a posizionare dei massi ciclopici per salvare la strada. Il progetto di risanamento esiste, ma è fermo alla Corte dei Conti. Intanto il mare non aspetta e San Leone continua a perdere pezzi. Uno studio di 6 università conferma l'ipotesi siciliana sui bronzi di Riace. La ricerca presentata a Siracusa. Lorena Dolci. Bronzi di Riace o bronzi di Sicilia? 57 anni dopo il ritrovamento ufficiale dei 2 capolavori a largo delle coste calabresi, arrivano nuovi riscontri all'ipotesi sull'origine siciliana, formulata negli anni '80 da 2 archeologi americani e rilanciata recentemente dallo studioso Anselmo Madeddu. 15 ricercatori di 6 università, Catania e Ferrara in prima fila, hanno comparato le terre di saldatura per unire i vari pezzi delle statue e analizzato le incrostazioni sulla pelle dei bronzi, risultati compatibili con i fondali di Augusta e non con quelli di Riace. Lo studio è stato presentato al Teatro Comunale di Siracusa. La conclusione è questa, che le statue sono state costruite a Sibari, installate a Siracusa, poi naufragate a Brucoli e poi rinvenute a Riace. E la conferma scientifica ai racconti dei vari testimoni che negli anni hanno parlato del ritrovamento a Brucoli non di 2 ma di un intero gruppo scultoreo che sarebbe stato depredato da archeotrafficanti. Andare a recuperare queste testimonianze e risalire ai venditori e soprattutto agli acquirenti, a chi ha acquistato queste statue, consentirebbe alla magistratura, consentirebbe a chi sta indagando in questo momento di risalire e di soprattutto recuperare il patrimonio. Un ricco patrimonio che continua ad essere saccheggiato, come dimostra l'operazione di ieri contro un'organizzazione internazionale di tombaroli. Io in questi giorni ho trovato un C-47, un aereo di trasporto americano, proprio nella zona interessata da queste ricerche, ma è la prova provata della ricchezza incredibile della Sicilia e del suo patrimonio sommerso. Sanità e infiltrazioni della mafia negli appalti in Sicilia. Questi i temi al centro della nuova puntata del Punto. L'approfondimento condotto da Luca Cilibetti in onda oggi in diretta alle 14.30 su Telecolor, domani alle 14 su Antenna Sicilia e poi collegamenti live con la festa regionale dell'Unità in corso a Catania e con Roma dove c'è Atreio, la festa nazionale di Fratelli d'Italia. Tra gli ospiti anche il giornalista Attilio Bolzoni e i deputati regionali Ismaele Lavardera e Nicola D'Agostino. Siracusa in festa per Santa Lucia, la patrona della città. In mattinata il pontificale presieduto dal cardinale Reina. Alle 15.30 la lunga processione dal Duomo alla Borgata. E come sempre a tavola non possono mancare arancini e cucia. Francesco Aloi. Santa Lucia sta per uscire e tra poco ci sarà il bagno di folla in Piazza Duomo. Immensa sarà sicuramente. Io da tanti anni che non lo vedo, sono venuto per questo. Io arrivo da Lentini, faccio parte dell'associazione dei devoti spincitori di Sant'Alfio e siamo venuti qui in rappresentanza della nostra associazione. Il conto alla rovescia è quasi finito. Tra poco Santa Lucia sarà di nuovo tra la sua gente. Al mattino al Duomo il pontificale è presieduto dal cardinale Baldassare Reina, vicario del Papa a Roma. Ma si guarda l'orologio in attesa delle 15.30, quando Santa Lucia tornerà in strada in mezzo al suo popolo. La cattedrale di Siracusa, come vedete, è incerottata per lavori e proprio questa mattina le restauratrici hanno omaggiato la statua di Santa Lucia in alto con un mazzo di fiori. Nel piano straordinario per la festa previste anche le navette gratuite che dai parcheggi Scambiatori e Lorina e Von Platen porteranno fino alla zona umbertina.
Intanto la voglia di riabbracciare Lucia è davvero tanta. Novità di quest'anno il passaggio dalla Casa del Pianto, dove il quadretto di Maria versò lacrime umane. Ma la festa è anche tradizione, folklore e cucina. Aspettiamo questo giorno per Santa Lucia per mangiare la cuccia. Da Siracusa a Palermo, quindi anche il giorno degli arancini o delle arancine e naturalmente della cuccia, per dire tutti insieme viva Santa Lucia. Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Buon appetito. Catania, un biglietto per pregare Sant'Agata. È polemica in cattedrale nel primo giorno di Arte Ecclesia, un percorso turistico che punta a valorizzare il patrimonio ecclesiastico della città. Ascolterete la rabbia dei fedeli, la risposta degli organizzatori nel servizio di Tonino De Mana. È assurdo che per poter fare una preghiera a Sant'Agata ed entrare in chiesa mi sono stati chiesti dei soldi di pagare un ticket per entrare in chiesa. Amarezza e delusione nelle parole di Valentina, che in mattinata si è vista chiedere dei soldi per entrare in cattedrale a Catania e fare una preghiera a Sant'Agata. Partenza forse con qualche incomprensione per l'innovativo parco culturale con percorso turistico integrato chiamato Arte Ecclesia Catania, finalizzato a valorizzare il patrimonio ecclesiastico della città, coniugando fede, arte e turismo. Di fatto, diversi fedeli sono stati fermati all'ingresso del Duomo, come racconta la stessa Valentina. All'ingresso mi trovo un tizio con un cartellino attaccato al collo che mi ferma e mi dice: signora, dove sta andando? Io ho detto educatamente, ho risposto: mi sto recando in chiesa per fare una preghiera alla Santuzza. Questo tizio mi dice: signora, per entrare deve fare il biglietto alla botteghino, al ticket, perché chi non è residente non può entrare senza pagare. Porte, anzi i portoni della cattedrale aperti e nessun biglietto per pregare Sant'Agata, anche se c'è un distinguo, come spiega Paolo Babbo, amministratore Arca, già gestore del Museo Diocesano. I turisti sono chiamati, così come in tanti altri luoghi d'Italia, d'Europa, del mondo, a pagare un ticket per poter usufruire dei servizi aggiuntivi che sono connessi a questa attività. La fede di Agata è in tutto il mondo, quindi si può essere anche turisti e devoti, e in questo caso cosa fare? I miei collaboratori, le persone che stanno lavorando qui, mi hanno segnalato uno, forse due casi di persone che hanno chiesto questa cosa. Vogliamo precisare che per vedere Agata e per pregare Agata non si paga? I fedeli, coloro che vogliono entrare in una chiesa per pregare, entrano per pregare, specificando agli operatori che entrano per pregare. È finita la pace, il crollo dell'ordine internazionale e il diffondersi di nuovi scenari, il tema affrontato ad Acireale in un dibattito alla presenza del giornalista e analista politico Paolo Valentino e dell'ex ministro Mannino. Orazio Longo. Un segno che unisce, una luce che parla al cuore. A Palma di Montechiaro si accende l'albero dell'amicizia e dell'integrazione, simbolo forte del progetto natalizio Illuminiamo il Natale. Un gesto semplice ma capace di raccontare una comunità che vuole crescere insieme. L'iniziativa si è svolta presso la Cappella della Natività Urritu, luogo identitario della tradizione palmese. Qui l'albero simbolico, non è permanente ma profondamente significativo, è diventato il centro di un percorso che mette al centro accoglienza, dialogo e vicinanza tra le persone. Illuminiamo il Natale, punta a coinvolgere cittadini e famiglie in un'atmosfera che va oltre la festa per valorizzare i legami sociali. Abbiamo cercato di condividere questo luogo che sta diventando un centro di ritrovo per tanti ragazzi e tante famiglie. Cerchiamo di regalare sorrisi e serenità aspettando le feste di Natale. Un momento semplice ma profondamente simbolico, l'accensione dell'albero dell'amicizia e dell'integrazione ricorda che il Natale può essere soprattutto questo, un invito a mantenere accesa la solidarietà tutto l'anno. Catania, musica e solidarietà al Teatro Massimo Bellini, che ha ospitato un concerto jazz promosso da Rotary, distretto 2110 Sicilia e Malta, a sostegno dei programmi umanitari della Rotary Foundation, la struttura filantropica impegnata in progetti globali
di pace, salute, istruzione e tutela ambientale. Sul palco, come vedete, la pluripremiata orchestra jazz diretta da Sebastiano Benvenuto Raciti, con l'ospite d'onore Anne Ducrot, tra le voci più autorevoli del jazz europeo. Un viaggio musicale tra swing, classici delle big band e contaminazioni moderne per trasformare la musica in solidarietà e sostenere progetti umanitari. A Palma di Montecaro il Natale si accende di inclusione. Alla Cappella della Natività Urritu è stato inaugurato l'Albero dell'Amicizia e dell'Integrazione, cuore del progetto Illuminiamo il Natale, un gesto simbolico che unisce la comunità e rilancia il valore dell'accoglienza. Davide Sardo. E adesso ci trasferiamo a Siracusa per un altro servizio, vediamolo. È finita la pace o deve ancora cominciare? Non è una provocazione, ma una domanda vera in un contesto internazionale segnato da 56 conflitti sparsi nel mondo, a cominciare da quelli vicino casa nostra. Dall'Ucraina al Medio Oriente tramonta il mondo che abbiamo conosciuto, dobbiamo imparare la guerra per evitarla? Se lo sono chiesti durante l'incontro dibattito organizzato dal Comune che si è svolto ad Acireale, nella Sala Cosentini, alla presenza del giornalista e analista politico Paolo Valentino, firma del Corriere della Sera, e dell'ex ministro Calogero Mannino. È venuto meno quell'equilibrio politico che aveva aspetti paradossali, no? Determinato dalla guerra fredda. In una situazione nella quale torna d'attualità, diciamo, la rivalità tra grandi superpotenze, gli Stati Uniti, la Cina, la Russia, l'Europa, che non ha una difesa comune, rischia di rimanere completamente marginalizzata. L'Europa ha tanti punti di forza, a cominciare dal mercato che è più grande di quello degli Stati Uniti, dice Valentino, ma il problema è che l'Europa non mette insieme i suoi sforzi, quindi non è in grado di dotarsi di una difesa che non serve a fare la guerra, serve ad evitarla, serve a scongiurarla, ma se non si ha una capacità difensiva, una capacità strategica forte, non si riesce a incidere negli avvenimenti. Speriamo di essere a un passo dalla pace, anche se ci sembra una pace ingiusta, perché non tutte le paci sono giuste, quindi una pace che riconosce la vittoria ingiusta a Putin, che con la complicità di Trump e che sacrifica gli interessi non solo dell'Ucraina ma anche dell'Europa, credo che sia una cosa pericolosa. È il momento della nostra pausa, tra poco il calcio con il Palermo che vince in casa con la Sampdoria e il Catania domani a Potenza per confermare il primato. State con noi, vi aspetto. Ancora una vittoria per il Palermo ieri sera nell'anticipo, rosanero vittoriosi al Barbera per 1-0 contro la Sampdoria. Decisivo il gol di Leduaron. Marco Gullà. E sono 3. Il Palermo centra la terza vittoria consecutiva vincendo per 1-0 al Barbera contro la Sampdoria. Rosanero che scalano la classifica, salgono al terzo posto per una notte e si avvicinano anche alla vetta. Di Leduaron al 29esimo la rete che fa felice il Palermo. Ormai il francese sta diventando decisivo come non mai. La formazione siciliana forse poteva chiuderla prima per evitare le sofferenze nel finale di gara, ma nella ripresa la Sampdoria ha comunque provato a pareggiarla pur non avendo mai avuto nitide palle gol. Il Palermo porta a casa 10 punti nelle ultime 4 partite, una remontata. Ma andiamo alla cronaca. Inzaghi non cambia nemmeno una virgola, in avanti ci sono Palumbo, Leduaron e Poyampalo. Al 6° minuto proprio Poyampalo a un passo dal gol. Bellissima azione del Palermo che coinvolge Augello e Leduaron, il finlandese è lanciato a rete ma disturbato, tira al lato. Poi dopo 2 minuti è Augello a sfiorare la rete del vantaggio. Il Palermo gioca meglio e mette alla corda la Sampdoria, ranocchia, tiro a giro, palla deviata miracolosamente da Ghidotti. 29esimo, Palermo in vantaggio. Palumbo apre per Leduaron, bravo il francese ad entrare in aria e tirare in porta. Ghidotti questa volta non è impeccabile, è 1-0. Ripresa dentro Diachité al posto di Pierozzi, il Palermo ha la grande occasione per raddoppiare, ma Ghidotti salva su Ceccaroni. Qui il Palermo si spegne, i blu cerchiati prendono campo e allora è Bani a salire in cattedra. Il nuovo capitano dei rosanero va su tutti i palloni e
e con la partecipazione di Ceccaroni mette sigilli in difesa. La Samp ci prova ma sbatte sul muro dei siciliani, finisce 1-0, vittoria sofferta ma meritata per la squadra di Inzaghi. Il Catania capolista è reduce da 3 vittorie di fila, domani gioca a Potenza. Marco Carli. Un'altra tappa verso quella che il Catania vorrebbe sia la sua scalata. Per saperlo bisognerà attendere la fine del percorso, intanto c'è un primato da difendere e appunto un altro tassello da provare a mettere. Forti delle convinzioni accumulate e memori del fatto che vanno aumentate di gara in gara attraverso i risultati e le prestazioni. A Potenza Toscano ha qualche alternativa in più, di certo a centrocampo, dove il rientrante di Tacchio, lievemente favorito nel ballottaggio, si contende 2 maglie su 3 con Corbari e Quaini. Poi Lunetta a sinistra con D'Ausilio e Jimenez trequartisti, Conforti in attacco e Allegretto in difesa. Caturano scalpita e magari sogna di sbloccarsi proprio in quella che è stata casa sua. Inoltre c'è qualche recupero che dà ulteriore scelta per un utilizzo limitato a partita in corso. Di contro c'è un Potenza aggravato dagli infortuni, soprattutto in attacco, ma che ha alternative valide proprio nel reparto avanzato. Dunque resta una partita da prendere con le molle contro una squadra che viene da 5 risultati utili consecutivi, compresa la Coppa. La cosa più importante è che ritornano tra i convocati sia Donnarumma che Pieraccini. Martic ancora no, avrà bisogno di qualche altra settimana. Ritorna Di Tacchio dalla squalifica, quindi già è una buona notizia. Non è tanto la formazione che ha giocato la partita scorsa, ma è l'atteggiamento che ha avuto tutta la squadra. Quello dobbiamo mantenere, a prescindere dalla formazione, dagli 11 che inizieranno e che i 5 che subentreranno. Potenza-Catania sarà seguita da Telecolor con diretta stadio, più di 3 ore live, collegamenti con il Viviani, commenti da studio e alla fine le interviste in anteprima. Ci fermiamo qui, grazie, buon pomeriggio.